Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta yogurt mix Müller vari gusti 150 grammi a 79 centesimi. Nutella Ferrero 950 grammi a 5,99 €. Birra al limone Icnusa 3x33 cl a 2,79 €. Caffè Lavazza crema e gusto classico in grani 1 chilo a 15,99 €. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. EMI, cos'ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché è EMI. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. EMI Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecche con il notiziero le news dall'Ogliastra. Oggi partiamo con una bella notizia da Arbatax perché è stata una mattinata ricca di emozioni alla spiaggia della Capannina, dove è tornato in mare Rocco, un esemplare maschio di tartaruga marina del tipo caretta caretta, un esemplare di circa 40 anni, lungo 77 cm, del peso di oltre 47 kg. L'esemplare era stato recuperato a ottobre dopo essere rimasto impigliato nei cavi di un pontone vicino al molo di Ponente, con la pinna anteriore destra stretta in una matassa di cime e filamenti di nylon. Il salvataggio è stato possibile grazie all'intervento congiunto della base navale, del Corpo Forestale, della Guardia Costiera e degli ormeggiatori del porto. Dopo le prime cure veterinarie alla clinica Due Mari di Oristano, Rocco ha completato un lungo percorso di riabilitazione al centro di recupero del Sinis, dove ha recuperato completamente le proprie capacità motori e di alimentazione. Al momento del rilascio erano presenti i ricercatori del CRES questa mattina alla Capannina, la Guardia Costiera, le squadre della Blonda, il Corpo Forestale di Arbatax, tantissimi bambini e bambine in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Tortolì, la vice sindaca Irene Murru e la consigliera di maggioranza Elena Sestu. L'intervento rientra nelle attività della rete regionale per il recupero delle tartarughe marine, che coinvolge centri di recupero, strutture veterinarie, Corpo Forestale e Guardia Costiera, per garantire assistenza e tutela agli esemplari in difficoltà lungo le coste della Sardegna.
Possiamo ora ascoltare le interviste che abbiamo fatto sul posto da Andrea Camedda, ricercatore del CRES. Ottobre scorso è stata recuperata poi in difficoltà proprio vicino al porto di Arbatax questa tartaruga, un maschio adulto di caretta caretta, purtroppo recuperata perché era in difficoltà e quindi è rimasta intrappolata con la pinna in nylon, quindi filo da pesca, con pure un ancorotto. È stato fortunatamente recuperato dagli ormeggiatori e dal corpo forestale che l'hanno lasciato a bordo di un'imbarcazione e poi consegnato a noi. Noi siamo il centro di recupero del SINIS, quindi di riferimento anche per quest'area, per cui la tartaruga è stata trasportata fino a Oristano, in clinica veterinaria, alla clinica Due Mari, commissionata col CRES appunto per tutte le cure iniziali, dopodiché è stata portata in vasca per tutte quelle fasi di monitoraggio, riabilitazione e appunto per poi arrivare a rimettere in acqua come abbiamo fatto oggi. Oggi abbiamo compiuto un gesto eccezionale, quindi abbiamo rilasciato questa tartaruga, un maschio adulto, quindi anche un potenziale riproduttore molto importante, in questa spiaggia con un pubblico felicissimo, con tanti bambini, quindi anche sono importanti questi momenti perché riusciamo a comunicare, a sensibilizzare tante persone sui problemi che le tartarughe hanno, quindi non solo l'impatto dagli attrezzi da pesca, che sono sono le cause più comuni di recupero di tartarughe, ma ultimamente ci stiamo rendendo conto che anche l'impatto da plastica, sia quella che intrappola le tartarughe ma anche quella che viene ingerita dagli stessi, è un problema molto molto frequente. Come dicevo, è un maschio adulto di caretta caretta e quando è stata recuperata pesava 47 kg, era lunga 77 cm, mentre prima del rilascio l'abbiamo ripesato, abbiamo ripreso le biometrie, le misure biometriche e abbiamo visto che è pure cresciuta di 1 centimetro, quindi ora misura 78 cm e pesa ben 57 kg, per cui è in perfetto stato nutrizionale e quindi pronta per tornare alla sua ambiente naturale. Non solo tartarughe marine liberate dopo averle curate, ma anche un monitoraggio per quanto riguarda la nidificazione in Ogliastra negli anni, tantissimi nidi che avete scoperto, che avete protetto, e sono nati anche tante piccole tartarughine. Qual è il vostro lavoro? Sì, appunto, oltre a recuperare animali feriti, ultimamente, negli ultimi anni, stiamo anche monitorando la presenza di nidi di tartarughe marine, quindi la caretta caretta ha scelto anche le spiagge della Sardegna per deporre le sue uova, quindi diciamo che negli ultimi 5 anni abbiamo avuto un bel aumento di nidificazione, siamo arrivati anche a 22 nidi l'anno scorso ad esempio, e un po' tutta la Sardegna, ma nella zona dell'Ogliastra pare che la zona dell'Ogliastra sia una delle prescelte appunto per nidificazione di caretta caretta, tanto che abbiamo trovato e monitorato dei nidi a Pollu, Tancau, a Lido d'Orri, a Cea, abbiamo avuto pure un ottimo successo di schiusa, per cui quindi le spiagge della Sardegna e di questa zona sono molto importanti, bisogna conservarle, bisogna che i cittadini pure ci aiutino in questo senso anche a segnalare delle eventuali tracce, poi noi verremo a controllare, a verificare che ci siano le uova e da quel momento in poi il nido verrà protetto, monitorato per tutti i 2 mesi di incubazione, dopodiché assisteremo a delle belle schiuse di nuovi tartarughini che prenderanno il mare. È vero che le tartarughe tornano a nidificare dove sono nate? Sì, diciamo che pare che i tartarughini che percorrono la spiaggia fino a raggiungere il mare poi si ricordino che sono nati in questa spiaggia e quindi dopo 30, 35 anni, 40 anni, quando torneranno a riprodursi, le femmine potrebbero tornare in spiaggia, appunto in quella spiaggia in cui sono nate, rifare dei nuovi nidi. Se un cittadino si accorge di una tartaruga in spiaggia, pronta a scavare per preparare il nido, cosa non deve fare, cosa deve fare? Allora, innanzitutto cosa deve fare? Deve segnalare subito l'evento al corpo forestale, quindi al numero 1515 o alla guardia costiera al 1530, che poi si metterà in contatto con noi e arriveremo per monitorare la situazione, ma deve tenere le luci spente perché queste nidificazioni avvengono soprattutto di notte, per cui non bisogna mai accendere delle luci, puntare i fari sulla tartaruga perché in quel caso abbandonerebbe il nido e appunto tornerebbe in mare. Bisogna stare in silenzio, mai stare davanti alla tartaruga e stare a distanza, soprattutto in silenzio, a distanza e senza luci, e assistere se si può alla nidificazione chiamando prima per i soccorsi. Benissimo, abbiamo appena sentito quindi Andrea Camedda, ricercatore del CRES, in questa intervista, e ora invece possiamo sentire Monica Dori, assistente capo della base navale del Corpo Forestale di Arbatax. È arrivata a noi la segnalazione da pescatori, siamo intervenuti, era bloccata all'interno del porto di Arbatax, aveva un amo infilzato in gola con una serie di lenze
che gli bloccavano il movimento, quindi era almeno un paio di giorni che non riusciva a mangiare. I colleghi sono riusciti a fatica, perché comunque è abbastanza grande, pesante, a liberarla. Un collega si è anche fatto male con un ago e è dovuto andare al pronto soccorso. Quindi sono intervenuti gli specialisti del centro recupero del Sinis, quindi hanno prestato le prime cure, l'hanno tenuta loro, l'hanno curata, tenuta lì finché non è stata appunto in grado di muoversi autonomamente. Quindi ci siamo messi, diciamo, d'accordo per la liberazione appunto qui nel punto più vicino possibile dove era stata ritrovata, e una volta messi d'accordo, appunto liberata, e speriamo che non torni più in queste condizioni. Voi siete in prima linea Sì. anche su questo, penso per esempio anche ai nidi che vengono segnalati. Sì. Noi facciamo praticamente tutte le mattine un controllo delle spiagge per verificare se troviamo i segni che tipicamente vengono lasciati dalla tartaruga mamma quando depone le uova, sia percorrendo a piedi le spiagge, sia attraverso l'utilizzo di droni, nonché speriamo attraverso la segnalazione di bagnanti che vedono queste orme strane e vengono per fortuna sempre più spesso segnalati, in modo tale da poter poi recintare il nido, in modo tale che non venga frugato con ombrelloni, con ovviamente i giochi dei bimbi, aspettare la schiusa ed essere sicuri che tutte le tartarughe piccoline arrivino poi all'acqua. Viene segnalato, recintato? Sì, esatto, viene segnalato, viene recintato, c'è un cartello che indica che c'è un nido, che non bisogna toccarlo, non bisogna frugarlo, e se dovessero eventualmente trovare altre orme, c'è il disegno di tutto, di chiamare il 1515 in modo tale che poi noi si possa intervenire. Ecco, abbiamo sentito Monica Dore, quindi tutte le regole da osservare per rispettare questi splendidi animali. Andiamo avanti ora, ci spostiamo alla Lanusei. Ieri abbiamo dato la notizia dell'atto intimidatorio contro la vice sindaca Maria Tegas. C'è stato un consiglio comunale straordinario molto partecipato e un lungo applauso accolto ieri sera la vice sindaca nel consiglio comunale di Lanusei riunito in via Roma dopo appunto il grave atto intimidatorio subito. Amministratori, cittadini, rappresentanti delle istituzioni del mondo della sanità e della scuola hanno voluto manifestare la loro vicinanza e ribadire un messaggio di ferma condanna contro ogni forma di violenza. Oggi non stiamo solo esprimendo vicinanza a Maria, ma stiamo scegliendo da che parte stare, dalla parte della libertà, della democrazia e dei diritti e contro l'odio, ha dichiarato il presidente del Consiglio Comunale Matteo Stocchino in apertura dei lavori. Il sindaco Davide Burchi ha ricordato le centinaia di messaggi di solidarietà ricevuti, sottolineando che l'amministrazione continuerà a operare con trasparenza e senza cedere alle intimidazioni. Toccante l'intervento dell'assessore Renato Pilia, che ha raccontato come poche ore dopo l'attentato Maria Tegas abbia trovato la forza di ascoltare un cittadino che chiedeva aiuto per un problema, un episodio che per Pilia racconta meglio di ogni discorso il senso di dovere di Maria Tegas e la sua totale disponibilità verso la comunità, e quindi una ferma condanna ulteriormente a questo ignobile gesto contro appunto l'amministratrice. Tra gli interventi dei vari sindaci, anche quello del sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, anch'egli recentemente vittima di un attentato intimidatorio, ha definito l'accaduto un fatto gravissimo, ha invitato a contrastare la cultura della violenza fin dalle scuole. A chiudere la seduta è stata la stessa Maria Tegas, visibilmente commossa, ringraziando tutti per la vicinanza ricevuta, ha assicurato che non intende fermarsi, non ho mai pensato di abbandonare, ha detto l'affetto e la solidarietà che ho ricevuto mi hanno fatto capire che non sono sola, andarmene significherebbe dare ragione a chi compie questi gesti, non mi sono mai sottratta al confronto e non lo farò mai. Andiamo avanti, restando sulla Lanusei, perché l'ospedale Nostra Signora della Mercede apre le porte a 10 studenti del primo anno di medicina dell'Academy of Applied Medical and Social Sciences di Eblag in Polonia.
I giovani saranno in Ogliastra, anzi sono già arrivati in Ogliastra ieri, si fermeranno fino al 2 agosto per un periodo di formazione all'interno dei reparti dell'ospedale. L'iniziativa nasce da una convenzione triennale tra l'ASL e l'Università polacca, promossa dal direttore generale Andrea Fabbo e dal professor Luigi Marano, con l'obiettivo di favorire lo scambio internazionale di studenti. Durante il tirocinio i futuri medici seguiranno un percorso formativo nei reparti di chirurgia, pronto soccorso, pediatria, cardiologia, blocco operatorio e centro trasfusionale per conoscere da vicino l'organizzazione e l'attività di una struttura sanitaria italiana. L'arrivo di questi ragazzi conferma la qualità professionale dei nostri medici e la capacità dell'ospedale di Lanusei di offrire una formazione di alto livello, ha sottolineato il direttore generale dell'ASL Ogliastra Andrea Fabbo. Ci spostiamo ora a Ulassai, importante riconoscimento per la Fondazione Stazione dell'Arte. Il museo dedicato a Maria Lai è entrato infatti a far parte dell'albo regionale degli istituti e luoghi della cultura della Sardegna e ha ottenuto l'accreditamento al sistema museale nazionale per il 2026. Il risultato certifica il rispetto degli standard nazionali in materia di gestione, conservazione, sicurezza, accessibilità e qualità dei servizi museali, confermando l'eccellenza della struttura inaugurata nel 2006 nella antica stazione ferroviaria di Ulassai. Per il presidente della fondazione Giovanni Soru l'accreditamento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita del museo, riconosce il lavoro svolto negli ultimi anni per valorizzare le collezioni, migliorare i servizi e rafforzare i rapporti con il territorio, le scuole e le istituzioni. Soddisfazione anche da parte del direttore Marco Peri, che sottolinea come questo traguardo assuma un valore ancora più significativo nell'anno del 20° anniversario della fondazione, un riconoscimento che conferma il ruolo della Stazione dell'Arte non solo come luogo di conservazione delle opere di Maria Lai, ma anche come centro di ricerca, educazione e produzione culturale aperto al dialogo con il contemporaneo. Chiudiamo ora spostandoci a Baristardo, perché dal 25 al 29 luglio il MAB, Centro d'Arte Contemporanea, ospita la seconda edizione di Imagomari, il festival di media art relazionale promosso dall'associazione culturale EIA Factory con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Per 5 giorni il pubblico potrà assistere a installazioni, performance, danza, musica elettronica e incontri dedicati al rapporto tra arte contemporanea, intelligenza artificiale e nuove tecnologie. Tra gli ospiti figurano l'urbanista e filmmaker Lorenzo Tripodi, l'artista e tecnologo creativo Riccardo Mantelli, il collettivo di danza Kairigai, l'ingegnere e artista Felice Colucci, il musicista e artista visivo Daniele Ledda e l'urban artist Elisa Fiore in arte Flore Dumal. Il festival prenderà il via sabato con l'inaugurazione delle installazioni interattive e le prime performance. Tra gli appuntamenti più attesi anche una passeggiata guidata da un'intelligenza artificiale, la presentazione del libro Ubiquità di Lorenzo Tripodi, una performance di danza contemporanea e la serata conclusiva dedicata alla musica elettronica e al live painting. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.